Siamo qui riuniti, su invito di Papa Francesco, come Chiesa che è in Vittorio Veneto, per aprire nella preghiera, in sintonia con tutte le altre diocesi del mondo, il Sinodo dei Vescovi. Siamo tutti invitati a pregare perché il Sinodo possa essere esperienza forte di comunione, partecipazione e missione nel servizio al Vangelo e alla Chiesa. Accogliamo la processione d'ingresso con l'acclamazione. Il Signore è voce che chiama all'incontro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è gioia che invita all'unione. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è amore che tutti riunisce. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal documento del processo sinodale. Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo. Camminare insieme, laici, pastori, vescovo di Roma. È un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica. Per questo la prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi avrà come tema per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Questo itinerario è un dono e un compito. Camminando insieme e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare, da ciò che andrà sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro camminare insieme, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa, come popolo di Dio, pellegrino e missionario. Il Vescovo di Roma, quale principio e fondamento di unità della Chiesa, richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari, nelle quali e a partire dalle quali esiste l'una e unica Chiesa cattolica, di entrare con fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. In questo camminare insieme chiediamo allo Spirito di farci scoprire come la comunione, che compone nell'unità la varietà dei doni, dei carismi, dei ministeri, sia per la missione. La prospettiva del camminare insieme poi abbraccia l'intera umanità, in cui condividiamo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce. Ricordiamo che lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre documenti, ma far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Rinnoviamo insieme le promesse del battesimo con le quali abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco l'acqua che dona salvezza. Alleluia, alleluia. Dal Tempio Santo di Dio sgorga l'acqua della vita, e a quanti vi si accosteranno canteranno alleluia. Ecco l'acqua che dona salvezza. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco l'acqua che dona salvezza. Alleluia, alleluia. Ecco l'acqua che dona salvezza. Alleluia, alleluia. Ci avviamo ora verso la chiesa cattedrale, al seguito del libro dei Vangeli e dell'icona della Madonna. Siamo una chiesa che cammina sulle strade del mondo verso l'incontro con il Signore Gesù. Ci sono amici e modelli sulla via, i santi che ora invochiamo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, Pregate per noi. San Davide, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, santi patriarchi e profeti,
Preghiamo. O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con totale dedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Lasciamo decantare la parola ascoltata, facendola diventare preghiera nel canto.
Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Signore, sia nel tuo cuore e nelle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente la parola del Vangelo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno 2 di loro erano in cammino per il villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono con volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele, con tutto ciò che sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Gesù cammina insieme, fa strada insieme con loro. Fa letteralmente syn odos, strada insieme. Si fa sinodale. Potremmo dire quasi ad insegnarci come dobbiamo fare anche noi a fare strada insieme, a camminare insieme. Mi sono lasciato guidare da questa suggestione. Cerchiamo di lasciarci istruire da Gesù stesso. Non sviluppiamo tutto, ma alcuni spunti che egli da questo testo ci suggerisce. La prima cosa che notiamo è che Gesù si avvicinò, è detto, si avvicinò, si fece vicino. È il primo movimento per camminare insieme, avvicinarsi, farsi vicini a coloro che condividono la nostra stessa via. Ricordiamo che negli Atti la via era la vita cristiana, il cristianesimo. Era indicato così, coloro che seguivano la via. Quindi farsi vicini a coloro che condividono la nostra stessa via, cioè la nostra stessa fede, ma anche farsi vicini ad ogni altro uomo e donna che incrocia la nostra strada, che noi, la cui vita noi incrociamo. Farsi vicini senza paura o senza lasciarci bloccare da pregiudizi, da pigrizie o da altri motivi. Già questo è una cosa molto importante, farsi vicini. E camminava con loro, dice il testo, si mette cioè al loro passo. Forse li avrà raggiunti perché camminava più forte di loro e allora ha rallentato il passo. O forse camminava più lentamente e si è lasciato raggiungere e quindi ha accelerato l'andatura mettendosi al passo con loro. Il che non vuol dire né fermarsi né correre, ma regolare il proprio passo su quello dei fratelli e delle sorelle, magari dei più deboli. Altrimenti camminare insieme non è proprio possibile. Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? E Gesù chiede, come se non lo sapesse, ma chiede che lo rendano partecipe dei loro discorsi. Camminare insieme senza parlare è ben difficile. È facile però lungo il cammino parlare di tutto e di più, senza però nessun costrutto, discorsi superficiali che lasciano come trovano. Ebbene, Gesù ci insegna che il parlare che si può fare camminando insieme, e forse si deve fare camminando insieme, deve essere un parlare che entra in relazione con ciò che rallegra o appesantisce il cuore del fratello, dei fratelli e delle sorelle. In questo caso, lungo la strada per Emmaus,
vengono condivisi sentimenti di sofferenza, di speranze deluse, di paure, di preoccupazioni. Ma sono tanti altri i sentimenti e gli stati d'animo che chiedono di essere condivisi per poter realmente camminare insieme, altrimenti si cammina magari, ma ognuno è isolato dagli altri, come a volte camminando in città si vede che la gente cammina, ognuno ascoltando i propri auricolari, proprio come dei zombie sembra. Non è camminare insieme quello. Camminare insieme vuol dire condividere, ascoltare. E questo passaggio fa venire in mente l'incipit della Gaudium et Spes che abbiamo ascoltato nell'introduzione, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ascoltare. Condividere. In quarto luogo, Gesù, dopo aver ascoltato gli stati d'animo, i sentimenti dei due, spiega le scritture e lo fa concentrando il suo dire sul progetto di salvezza voluto da Dio e incentrato sulla Pasqua di Gesù. Non bisognava che il Cristo patisse queste cose per entrare nella sua gloria. Non bisognava, era il progetto di Dio. E così facendo comincia a riscaldare il cuore spaventato e scoraggiato dei due. Non ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? È possibile farlo camminando insieme? Ma io penso proprio di sì. Ognuno a modo suo. Il vescovo lo farà nel suo modo, nel suo compito. Il sacerdote, il parroco, la consacrata, il consacrato, il laico, il catechista, ma anche la persona semplice può farlo annunciando l'essenziale del Vangelo che egli ha nel cuore e che lo fa vivere la sua relazione con Gesù. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Gesù non impone la sua presenza, ma fa in modo di creare le condizioni perché essi lo invitino, anzi insistano che egli rimanga con loro. Essi insistettero, resta con noi. Probabilmente il motivo per cui essi lo invitano a rimanere con loro ha a che fare con la leggerezza, la scioltezza, cioè la mitezza e umiltà con cui Gesù si era accostato a loro. Ciò che diventa attrattivo e attraente al punto che si dice no, fermati, non andare oltre, resta con noi. L'hanno fatto perché erano attratti, probabilmente. Ciò che diventa attrattivo e attraente nelle relazioni umane, se ci pensiamo, non è l'orgoglio, la presunzione, la saccenza, la sicumera, no, ma è proprio la mitezza e l'umiltà. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E io credo che il camminare insieme debba avere questa caratteristica. Altrimenti ci possono dire, ma sì, ma vai avanti, vai malora, non ho niente da perdere se te ne vai. No, fermati. E credo che come cristiani, come Chiesa, nel nostro camminare insieme, dobbiamo proprio, credo, maturare sempre di più, che non vuol dire relativismo, rinuncia a dire chi siamo e cosa crediamo, no, ma vuol dire dirlo con quell'umiltà e mitezza che attraggono. Come San Pietro ci dice, siate sempre pronti a rendere ragione delle ragioni della vostra speranza, però fatelo con dolcezza.
Questo mi è venuto in mente, ha certamente a che fare col Vangelo che oggi abbiamo ascoltato. Voi sapete che coloro che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole diventare il primo tra voi sarà vostro schiavo. Anche il Figlio dell'uomo ha fatto questo, anzi lui. E nel momento in cui sono a tavola, Gesù ripete i gesti dell'ultima cena, e cioè il gesto eucaristico. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Quasi a dire, non devi costringere le altre persone ad andare a messa, ma camminando insieme con loro cerca di imparare a proporre e comunicare l'importanza e la bellezza del rendere grazie. Eucaristia vuol dire rendere grazie, del rendere grazie, cioè del fare Eucaristia con Gesù e come ha fatto Lui, del benedire. Ecco, sono degli spunti che ci vengono da quanto Gesù ha fatto: avvicinarsi, mettersi al passo, condividere, partecipare delle gioie, delle sofferenze, dei desideri profondi che sono nel cuore delle altre persone, spiegare le scritture, dire il cuore del Vangelo, il cherigma, dice il Papa, no? Non imporre una presenza, ma con umiltà e mitezza attrarre, far capire che quello che viviamo può essere bello, significativo anche per loro. Imparare a rendere grazie e aiutare gli altri a rendere grazie nella vita di quotidiana e poi anche nel sacramento, certo. Evidentemente tutto questo non è possibile organizzarlo e attuarlo con le nostre sole forze, ci supera. Ognuno può dire, ma io, poveraccio, cosa posso fare di queste cose? Qualcuna, ma sì e no, zoppicando, ma tutte. Non possiamo attuarlo con le nostre sole forze perché troppe paure e troppi dubbi paralizzano il nostro essere e il nostro agire pastorale, come avveniva per gli apostoli nel racconto che abbiamo ascoltato poco fa di Pentecoste, pieni di paura e di dubbi. Abbiamo bisogno anche noi, come loro, di un fuoco che scende dall'alto, che ci riscaldi, liberandoci dalle nostre paure e sciogliendo quei dubbi che spesso si insinuano nei nostri cuori e nella nostra vita. Cominciamo oggi questo percorso che ci è chiesto, ma direi che ci è donato dal Papa. Un cammino, come abbiamo letto, che non deve portare semplicemente a dei documenti, ma deve far germogliare i sogni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni. Chiediamo davvero allo Spirito Santo che scenda con abbondanza su di noi, che riscaldi anche i nostri cuori e illumini i nostri occhi per poter realizzare quel cammino insieme, quel camminare insieme, quel percorso sinodale che il Papa ci suggerisce e ci indica e che è il cuore, l'essenza dell'esperienza ecclesiale.
Abbiamo chiesto a 3 persone significative di questa nostra comunità diocesana di rispondere a questa domanda. Che cosa ha suscitato in me l'iniziativa di Papa Francesco di consultare tutta la Chiesa in questo cammino sinodale e di insistere in questo percorso sinodale? Questa iniziativa che cosa ha suscitato in me? Ascolteremo la risposta a questa domanda di queste 3 persone e dopo ogni risposta invocheremo il dono dello Spirito Santo. Queste 3 persone sono il diacono Mario, che ascolteremo per primo, un diacono permanente, sposato, papà. Ascolteremo poi Lucia, una giovane animatrice di San Vendemiano. E poi ascolteremo Fra Daniele della comunità dei frati francescani minori qui di Vittorio Veneto. Ecco, io personalmente ringrazio Papa Francesco, che ci ha convocati affinché ci interroghiamo su cosa significa essere per noi oggi Chiesa sinodale. Anche se sinodo, camminare insieme di per sé non è una novità per la Chiesa. Da tanto tempo mi domando come fare in modo che tutti possano incontrarsi con Gesù. Ed ecco l'invito del Papa. I vescovi devono ascoltarsi. I preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi e poi interascoltarsi tutti, parlarsi ed ascoltarsi. Non si tratta allora di raccogliere opinioni, ma si tratta di ascoltarsi e di ascoltare lo Spirito Santo. La mia testimonianza oggi è proprio quella di condividere in pieno quello che il Papa ci chiede. Il Papa continua: il tema della sinodalità non è una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare nei nostri incontri. Parliamo di sinodalità. No, la sinodalità esprime la natura della Chiesa, il suo stile, la sua missione. Ecco, allora lo scopo di questo sinodo è quello di ispirare le persone a sognare la Chiesa che siamo chiamati ad essere, a tessere relazioni nuove e più profonde, autentiche e sincere. L'ascolto sinodale però è orientato al discernimento personale e comunitario. Ecco. Ci ascoltiamo l'uno l'altro, condividiamo le nostre esperienze di fede, i segni dei tempi, per discernere ciò che Dio sta dicendo a tutti noi. Ecco, il Papa ci dice: ascoltate Dio, perché con Lui possiamo ascoltare il grido del suo popolo. E ascoltate il suo popolo, fino a quando non saremo in armonia con la volontà a cui Dio ci chiama. Allora non può essere un esercizio limitato nel tempo, ma un modo di vivere, uno stile permanente. Il Papa in questo cammino ci dice di non dimenticarci mai di questa formula. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Ci dice che se non ci sarà lo Spirito Santo sarà un Parlamento diocesano, non un sinodo. Ci dice anzi di discutere con lo Spirito Santo, che è un modo di pregare, perché c'è sempre in noi la tentazione di fare da soli. Il dialogo implica l'incontro anche con opinioni diverse. Dio parla spesso attraverso le voci di coloro che noi tendiamo ad escludere, mettere da parte, perché magari le vediamo come poco importanti. Il Papa ci chiede di non lasciare fuori o indietro nessuno, che occorre uscire da quel 4-5% che rappresenta i più vicini, che non siamo un club, e andare oltre, altrimenti non stiamo facendo bene il sinodo. È un viaggio lungo, fatto di diverse tappe, e potremmo essere tentati di vedere solo problemi o di viverlo come un peso o un compito da svolgere. È invece un dono provvidenziale da vivere con gioia ed entusiasmo.
Qualche anno fa sono andata alla ricerca del significato di sinodo e mai mi sarei immaginata di ritrovarmi due parole semplici, camminare insieme. E mai mi sarei immaginata che Papa Francesco voglia questo e parli con parole semplici. Allora mi ha proprio stupito, no? Che il camminare insieme possa essere la chiave. Quest'estate ho fatto un'esperienza di cammino insieme, perché potrà essere facile camminare, lo facciamo tutti camminare, è una cosa che si impara fin da piccoli, ma camminare insieme non è così facile. Sono stata insieme ad altri giovani e a ragazzi nella via di San Francesco, abbiamo fatto 100 chilometri per arrivare fino ad Assisi e abbiamo camminato insieme, anzi potrei dire che abbiamo assaporato il camminare insieme. Siamo stati insieme, abbiamo preso le nostre scarpe e il nostro zaino e siamo partiti. Però forse abbiamo scoperto di più. Abbiamo iniziato forse a essere compagni di viaggio, abbiamo iniziato ad ascoltare. Ecco, ad ascoltare gli altri, il compagno che ti si proponeva durante il tuo cammino giornaliero, che non sapevi mai chi fosse. E si andava avanti, si ascoltava l'altro e ci si ascoltava. Però una cosa anche importante del cammino è stato anche ascoltarsi. C'erano dei pezzi in cui si faceva anche da soli il cammino, in cui ci si è ascoltati. Però una cosa in cui proprio il camminare insieme ha messo di fronte a noi è stato quello di mettere le nostre fragilità nelle mani degli altri. Perché ascoltare significa anche avere gli orecchi, sì, e anche il cuore aperto alle fragilità di ognuno e alle nostre fragilità. Quindi sì, avevamo quindi il nostro zaino pieno, 10 kg sono tanti, però avevamo anche il cuore pieno e l'abbiamo lasciato andare. Un lasciare andare non solo ai nostri compagni di viaggio, perché abbiamo scoperto che il compagno di viaggio più importante era Dio. Dio era davanti, era dietro che chiudeva la fila, ma era anche in mezzo a noi. E quindi ci siamo accorti che il nostro viaggio, il nostro essere pellegrini aveva tutt'altro gusto e il camminare insieme lo stiamo facendo ancora. Quindi mi viene da pensare che grazie a questo sinodo, camminare insieme, credo sia una cosa pazzesca se tutto il mondo potesse vivere quello che noi abbiamo vissuto in 8 giorni, in 100 chilometri e camminare insieme, ascoltarsi, mettersi in condivisione e veramente diventare fratelli in quello che si è e con Dio. Poco più di una settimana fa, mentre stavo leggendo qualcosa sul sinodo, sulla presentazione del sinodo, è passato un mio confratello e io ne ho approfittato e gli ho detto: tu cosa pensi del sinodo?
E lui mi ha risposto: penso che se verrà fatto bene sarà una grande opportunità, se lo si fa ascoltando veramente quello che sente la gente e tutti i cristiani. Quello che sente la gente. In quel momento mi stavo annotando proprio la cosa che mi aveva colpito di più nella presentazione del sito del Vaticano, quando il Papa pone una domanda e dice: dobbiamo ascoltare anche i poveri, i mendicanti, i giovani tossicodipendenti? E lui risponde: sì, caro, sì, cara. E poi spiega. Ma quello che mi ha colpito di più è quando Papa Francesco dice: per sentire non cosa dicono, ma cosa sentono. Ecco, questo a me ha dato un grande senso di speranza e di gioia, perché arrivare a cogliere, ascoltare quello che si sente nel profondo, quello che ognuno sente, penso che ci può portare veramente verso una conversione profonda, per vivere e testimoniare il Vangelo oggi, nel nostro tempo. Ecco, io ringrazio Dio che il Papa, in maniera chiara, in questo episodio sull'ascolto dei poveri, su questo esempio, sull'ascolto dei poveri, abbia distinto le opinioni, quello che si dice, quello che si pensa, da quello che si sente. Quello che i poveri sentono, dice lui, ma anche quello che ognuno di noi può sentire e offrire. È il sentire profondo che ci porta che porta sempre a galla il vero che abbiamo dentro di noi. E lì, penso, c'è lo Spirito che ci guida verso il bene. Ecco, io ringrazio Dio di questo sinodo, perché se vissuto così, cercando di ascoltare quello che sentiamo, ognuno di noi sente nel profondo, se vissuto bene, come diceva questo mio confratello, sarà un grande evento di grazia per tutta la Chiesa, per il mondo. Ci alziamo in piedi. Invochiamo ora il dono dello Spirito Santo sull'esperienza del Sinodo che stiamo per iniziare. Durante il canto, il Vescovo incenserà l'altare come segno della nostra preghiera che sale a Dio. Dopo il canto, assieme reciteremo la preghiera.
Recitiamo ora insieme la preghiera del Sinodo, Ad Sumus Sancte Spiritus. È una preghiera molto antica, non è facile sapere chi l'abbia composta, a volte viene attribuita a Basilio il Grande, altre volte a Leone o a Gregorio Magno. Non è facile saperlo, però già queste attribuzioni fanno capire l'importanza di questa preghiera, che tradizionalmente è stata ed è utilizzata per i sinodi o i concili. È la preghiera che anche in questa convocazione del Sinodo XVI dei Vescovi il Papa ci invita a pregare, e lo facciamo con fede e gustando le belle parole, le belle frasi che compongono questa preghiera. Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome. Con te solo a guidarci, fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori, non lasciare che promuoviamo il disordine, non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Mentre aspettiamo con ansia la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, supplichiamo con rinnovata devozione la sua misericordia, che, come Lui è venuto nel mondo per portare la buona novella ai poveri e per guarire i contriti di cuore, così anche nel nostro tempo possa portare la salvezza a tutti i bisognosi. Noi ti preghiamo, Kyrie, Kyrie, eleison. Noi per la Chiesa, perché possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro sulla stessa strada. Noi ti preghiamo, Kyrie, Kyrie, eleison. Per avere orecchie che ascoltano, che i nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad ascoltare gli altri senza pregiudizi. Noi ti preghiamo, Kyrie, Kyrie, eleison. Per il dono di parlare e di dire la nostra, che siamo incoraggiati in questo viaggio sinodale a parlare con coraggio e parresia, integrando la libertà, la verità e l'amore. Noi ti preghiamo, Kyrie, Kyrie, eleison. Per una Chiesa che sa celebrare, che il nostro cammino insieme nei prossimi mesi sia basato sull'ascolto comune della parola di Dio e sulla celebrazione dell'Eucaristia nella comunione del popolo di Dio. Noi ti preghiamo,
Kyrie, Kyrie, eleison. Per la nostra partecipazione alla missione di Cristo, che attraverso il nostro cammino sinodale insieme possiamo crescere nella responsabilità condivisa per la missione che ci è stata affidata. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per un vero dialogo nella Chiesa e nella società, perché attraverso un cammino di perseveranza, pazienza e comprensione reciproca siamo attenti all'esperienza delle persone e dei popoli. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per l'unità dei cristiani, che il dialogo tra cristiani di diverse denominazioni, uniti da un solo battesimo, possa irradiare nuovo splendore su questo cammino sinodale. Noi ti preghiamo. Kyrie. Per l'esercizio dell'autorità e la partecipazione al popolo di Dio. Che le radici sinodali della Chiesa portino come frutto nuovo modi di essere al servizio gli uni degli altri a tutti i livelli del corpo di Cristo. Noi ti preghiamo. Perché il nostro discernimento sia guidato dallo Spirito Santo, che tutte le decisioni prese in questo cammino sinodale siano raggiunte con il discernimento attraverso un consenso che scaturisce dalla nostra obbedienza comune allo Spirito Santo. Noi ti preghiamo. Per una spiritualità del camminare insieme, che possiamo essere formati come discepoli di Cristo, come famiglie, come comunità e come esseri umani, attraverso la nostra esperienza di questo cammino sinodale. Noi ti preghiamo. Uniamo ora le nostre voci cantando la preghiera che il Signore Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché tu stesso sei la fonte di ogni devozione e concedi, ti preghiamo, che ciò che chiediamo con fede possiamo veramente ottenere per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne conclusiva, un grande grazie
a coloro che hanno organizzato questo momento di preghiera, Don Mirko, il coro, i suoi collaboratori, Don Andrea, tanti altri. Ringrazio vivamente Radio Palazzo Carli e la Tenda TV che hanno ripreso e irradiato questo momento, e ringrazio voi, rappresentanti delle parrocchie, sacerdoti, consacrati e laici, che avete deciso e siete venuti qui per pregare insieme. È un momento iniziale, un seme che poniamo. Chiediamo l'abbondanza dei doni dello Spirito perché possa davvero fiorire e portare frutto. Ringrazio anche le tre persone che hanno dato quelle belle testimonianze semplici ma efficaci che abbiamo ascoltato. Concludiamo chiedendo che il Signore ci benedica e ci accompagni. Il Signore sia con voi. Noi siamo il corpo di Cristo ed ognuno di noi ne è un membro. Voi che siete il suo popolo, che il Signore vi mantenga nell'unità del suo amore perché il mondo venga a credere. Tutti siamo chiamati alla santità, voi religiosi, fedeli laici e tutto il popolo di Dio. Incoraggiatevi a vicenda a vivere secondo la luce del Vangelo. Il corpo di Cristo è costruito attraverso carismi e ministeri. Voi diaconi, sacerdoti e tutti i ministri del popolo di Dio, che il Signore vi mantenga fedeli e gioiosi nel servizio della missione della Chiesa. E che Dio Onnipotente vi benedica, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ma non andate finché durante il canto finale il nostro Vescovo consegnerà a una persona per ogni parrocchia, per ogni rappresentante della vita consacrata che è qui e anche delle associazioni e i movimenti, consegnerà un piccolo bulbo di giacinto. È ora di seminarli, di piantarli adesso? Sì, è proprio l'ora giusta. E questo piantare questo bulbo, portarlo in parrocchia, magari metterlo anche in evidenza da qualche parte nella chiesa, prendersi cura del nascere, del germogliare, del fiorire di questo bulbo, ci ricorderà che il tempo sinodale, il cammino sinodale, è un po' prendersi cura di questo bell'albero che è la Chiesa nata dal Cristo risorto. Il tempo del sinodo è tempo per prendersi cura del nostro essere Chiesa. Questo bulbo che crescerà e di cui dovrete prendervi cura, per cui, non so, coinvolgete qualcuno, magari i giovani o un gruppo parrocchiale, qualcuno deve prendersene cura, se no. E allora questo ci ricorderà che il tempo del sinodo è tempo per prendersi cura. Naturalmente, appunto, sarebbe bello metterlo in evidenza nel vaso da qualche parte nella chiesa parrocchiale o nei luoghi che abitiamo ogni giorno. Quindi durante il canto attendiamo i rappresentanti di parrocchie, vita consacrata e associazioni e movimenti.